voi. Fondatore del gruppo qui vicino a me, Antonio Salis, che ha deciso naturalmente in modo molto democratico, ecco, mi dicono che ho tutto un intorcigliamento, che ha deciso, dicevo, in modo molto democratico di dare il suo nome al gruppo, mi pare giusto. È vero, Antonio? In effetti è stato così. Abbiamo fondato il gruppo insieme con mio fratello Francesco. Quanto tempo fa? 17 anni fa. Quindi siete uno dei gruppi sardi che ha, diciamo, più vecchi, più anziani. Proprio come diciamo. età, sì, certo. Più vecchi. Ecco, e avete sempre lavorato in Sardegna, suonato qui in Sardegna? No, abbiamo lavorato molto anche su nel continente. Abbiamo girato un po' tutta l'Italia, siamo usciti anche all'estero un po' di volte. So che avete registrato 4-33 giri. Sì. L'ultimo è una cosa di poco tempo fa. Sì, poco tempo fa, agosto, luglio dell'anno scorso. Ecco, allora, dimmi qualcosa su questo 33, un 33 in italiano, ci sono dei Sì, è pezzi in fatto di sardo? canzoni, no, niente pezzi in sardo, solo canzoni italiane e qualche brano anche solo strumentale. Ecco, ma voi che tipo di musica fate, che genere? In un certo senso, visto che è una trasmissione dove si parla di Beatles, vi sentite legati un pochino a questo gruppo oppure I Beatles no? senz'altro sono stati anche per noi, come per molti, i nostri maestri. Abbiamo iniziato con loro, si può dire. Allora, che cosa ci fate ascoltare questa sera? 2 pezzi, subito uno, poi magari più tardi un altro? Magari, speriamo. Che cosa ci fai sentire se ci rimane la voce? Esatto. Come primo brano eseguiamo Come il vento. D'accordo, allora io ti invito ad andare a fianco ai tuoi compagni, mentre invece vorrei che la telecamera mi seguisse un attimo, perché qui a fianco a me c'è un simpatico giovanotto che vorrei si presentasse. Prego. Antonello Severino. Ciao Antonello, io so che tu sarai nostro ospite nelle prossime settimane. Spero, sì. Eh sì, mi hanno detto di sì. Spazio. Ma come no? Certo, lo spazio c'è per tutti, e come, anzi, quando ci venite a trovare, se siete in tanti, se la trasmissione vi piace, a noi fa un piacere da morire. Allora, dimmi, in che trasmissione ti inserirai tu? Sempre per i Beatles? No, anche se mi piacerebbe tanto, ma c'è tanta gente brava con i Beatles, forse è meglio di no. E penso che faremo almeno 2 apparizioni, una da solo nella sezione piano bar e una con un gruppo che ho da un anno a Cagliari di Dixieland. Ma sapete che ce ne sono tantissimi gruppi e tutti molto bravi? Tu i Salis li conosci? Sì, tanti anni. Allora, sentiamo, almeno io devo sentire come suonano, perché ancora non ho avuto il piacere di sentire nessuno dei loro pezzi. Eccoli, sono pronti i Salis. Il vento della sera che mi dà malinconia, o il sapore del passato che mi toglie l'allegria, ma se il vento corre senza età, anche il tempo è solo una dentro il vento non c'è niente, ma lo senti su di te, e il tuo tenero sorriso come il vento è senza età, forse è tardi per amare ancora, forse è tardi ma ci proverò.
Antonio Salis, io parlo sempre con due microfoni, e il suo gruppo. Ci vediamo dopo, grazie ragazzi. Tra l'altro mi diceva prima Antonello, sta attento, l'ho passato davanti alla telecamera, mi diceva prima Antonello che voi eravate bravissimi a suonare i brani dei Beatles, eravate dei geni, è vero? È vero? No, lui dice che vi conosce da tantissimo tempo, eravate bravissimi. Vabbè, insomma, bene, ok. Maurizio Bossini.